Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio rispondere alla mia amicizia che mi ha chiesto cosa ne penso di Face e degli YouTuber. E mi piace questa domanda perché in questo periodo c'è un po' fermento di privacy. Allora, però prima vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube di The Gala, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, in cui sapete che ormai il vostro Marietto e il The Gala stanno migrando in Telegram come mezzi di comunicazione per poter tenere contatto con i nostri committenti. Vi chiedo anche di venire a trovarci veramente in Telegram, i link sono sotto quell'iscrizione, e di scaricare i 20 ebook gratuiti nel sito capitano.altervista.org, dove ormai sono stati scaricati più di 150.000 ebook con tutte le istruzioni, e praticamente il vostro Marietto Veneziano ha già donato 2 milioni di circuiti radionici quadranti radioestetici con tante istruzioni. E eventualmente, se volete i servizi shop, andate nella sezione adeguate nel sito capitano.attivista.org, dove il legale e il Marietto Veneziano propongono dei loro servizi a pagamento. E vediamo di rispondere a questa bellissima domanda: cosa ne penso? Allora, io ho 58 anni, più o meno a 4 anni e mezzo, 5, il vostro Marietto era sempre solo a giocare e lo andavo a trovare uno che pensavo, con i miei pochi parametri che conoscevo, pensavo che era uno spazzacamino. In realtà era un cabalista. E questa persona, mi ricordo che aveva i capelli rossi, gli occhi azzurri, e quando veniva da me, un giorno mi disse: figliolo, tuo padre e tua madre si chiamano Tora, sono la Tora. Altre volte mi disse: Rabbi Mario, come sei sceso in basso. Stava lì, mi guardava in silenzio, mi spiegava cose del futuro che io chiaramente non avevo i mezzi per capire in quel momento lì. Ma mi ricordo che un giorno mi parlò di Facebook e io avrò avuto 5 anni, sto parlando di 52 anni fa circa, 51 anni fa. Mi parlava di Facebook e faceva un gesto così. Sto parlando, e lo ripeto, di 51 anni fa. Io non riuscivo a alzare il pollicino, perché sapete che i bambini piccoli... E allora alzavo l'indicino con le manine e tenevo lì così, dico, perché book, no? Come potevo, non sapevo neanche parlare, no? Più avanti, il capitano degli Alpini di Torino mi disse: cavoli, quando avrai in mano il tubo sarai forte. Io mi ricordo che andavo nelle case in costruzione e vedevo questi circoli di tubi arancioni per i cavi elettrici, mi guardavo e pensavo che questo fosse il tubo, no? Mi dice: ma cosa avranno di così forte questi tubi? Cosa avranno questi tubi arancioni qui per terra? Allora, è chiaro che questi social, no? In mano ad alcune persone sono veramente degli strumenti difficili da utilizzare e a doppio taglio, come il coltello, no? Uno può usare il coltello per tagliare le patate, il sedano, il prezzemolo, un pezzo di frutta, oppure può tagliare qualcos'altro e fare la buona alle persone, no? Dipende sempre da chi lo usa e con che scopo lo si vuole usare, per ricerca di persone adeguate o per far casini, no? Il capitano degli Alpini, ma prima ancora il cabalista, insomma, col capitano degli Alpini i cabalisti non andavano tanto d'accordo. Bisogna dire che mi avevano già appunto preannunciato queste. Mi ricordo che a 6 anni e mezzo il capitano degli Alpini mi parlava di picchi, del pinguino che era Linux e della rete. Io andavo in cortile, in casa, a cercare questa rete e mi prendevo in mano la rete degli aranci, dicevo: ma cos'è questa forza, questa rete? Andavo nei boschi a cercare un picchio, no? E cercavo i pinguini nei boschi, perché Linux era praticamente la rappresentazione, no, del pinguino. E quindi io ho avuto la fortuna che qualcuno mi ha detto ai tempi che questi strumenti per me sarebbero stati importanti. Per me e per quelli che cercano sicuramente una strada per ritornare alla Keter. Certo che oggigiorno questi strumenti sociali, che lo ripeto, l'ho già detto in un'altra pillola, sono strumenti militari,
perché è tutta tecnologia militare e queste società di comodo, queste società mantello, chiamatele poi come voi, specchietti degli allodi, Face, Google, Microsoft, non sono altro che una crema, ma dietro tutta la tecnologia militare. Loro in realtà non hanno in mano niente, non comandano niente, sono solamente strumenti, specchietti per l'alloggio, ma dietro chi comanda sono i militari. Quindi in questo periodo storico questi mezzi di controllo sono in mano ai militari. Quando voi eh, pensate che si vendono i dati, fondamentalmente sono i militari che vogliono tenere sotto controllo la situazione, ma questi dati fondamentalmente ai militari, loro hanno bomba atomica, se vogliono cancellare un paese lo fanno, capite cosa voglio dire? Nel senso che la democrazia non esiste, avete visto Trump, io ho fatto una bella pillola su questo, cioè Trump è stato segato via dai social media per il semplice fatto non che i social media avevano interesse, anzi ci hanno perso dei soldi oscurando Trump, solamente che i militari hanno deciso che Trump non doveva più stare al governo perché chiaramente lui faceva finire le guerre, capite? E i militari vivono di guerra. Mm? Quindi questi social sta praticamente come l'arte, o la verità, sta negli occhi di chi la guarda. È chiaro che questi social sono armi militari, quindi purtroppo c'è gente che li usa male, ma i militari sono dietro, lo guardano, lo spiano, no? Questi asini da buon spettacolo, no? Oppure c'è gente che li usa, ad esempio, la Cabala senza internet nel 1995 non sarebbe mai stata espansa nel mondo e i cabalisti non sarebbero mai potuti uscire allo scoperto. Quindi è come un coltello. E questi militari hanno avuto la fortuna di poter espandere la propria conoscenza tramite che cosa? Il fatto che noi non siamo stati invasi dall'est perché è successo che per fortuna nostra, per fortuna altrui, Chernobyl è scoppiata e quindi adesso noi siamo qui a poter sindacalizzare su questi strumenti, ma ricordiamoci bene che è stata una grazia di Dio per noi che in quel momento lì i russi non ci avessero invaso, se no molti di noi adesso sarebbero sottoterra in campi di concentramento in Siberia. Bene cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao!